In compagnia di Luca Lombardi, autore di una tripletta questa sera, ma nonostante questo il Montebello non è riuscito a portare a casa i 3 punti. In alcuni momenti di partita sembrava che la squadra di Zini mancasse un po' di lucidità e di precisione. Sì, diciamo che era fondamentale prendere i 3 punti, però non ci siamo riusciti, ci è mancato qualcosa, forse che momentaneamente il Sandrigo ha. E purtroppo è una sconfitta amara perché era fondamentale prendere i 3 punti. E vabbè, nulla, ora pensiamo alla prossima partita che ora giochiamo già mercoledì contro il Forte dei Marmi in casa e subito una partita tosta e bisogna cercare di vendere cara alla pelle. Come hai anticipato tu, ora il Montebello affronterà il Forte dei Marmi e domenica prossima il Trissino, quindi due squadre che puntano alla vittoria finale dello scudetto. Adesso il Montebello su cosa lavorerà per cercare di prendere qualche punto da queste due armate? Coraggio, io penso che ci serva coraggio, credere più nei nostri mezzi perché abbiamo le potenzialità per vincere con chiunque, come abbiamo visto stasera, però per perdere con chiunque. Quindi coraggio, lucidità e nulla. Noi non guardiamo contro chi si gioca adesso, nel senso non guardiamo in faccia a nessuno, ora si giocherà contro il Forte dei Marmi, per noi era come giocare contro il Sandrigo, con la stessa testa, magari cambiare qualcosa perché ci è mancato qualcosa evidentemente stasera e nulla. Si vedrà sicuramente cara alla pelle in casa nostra. Grazie mille.